Inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco Franco Miccichè, confronto sull'agenda politica per Forza Italia, incontro di Vox Italia di Diego Fusaro. Bufera sulla decisione di annullare la messa di Natale per gli studenti dell'Istituto Comprensivo, dopo Salvini e Musumeci, intervento della preside. Fori sulla scogliera a Picco sul Mare di Realmonte, non si tratta di un atto vandalico ma di uno studio scientifico. Inaugurata la nuova sede agrigentina dell'Ordine, al Villaggio Mosè i vertici regionali e nazionali. Bentrovati. In apertura alla politica, in vista delle prossime amministrative, è stato inaugurato il primo comitato elettorale, quello del candidato sindaco Franco Miccichè, medico, ex assessore della giunta del sindaco uscente. Arturo Cantella. Massiccia la partecipazione di ieri sera all'inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco Francesco Miccichè. Tanti gli amici e simpatizzanti che si sono riversati presso l'apertura della nuova sede, sita al Viale della Vittoria 351. Una bella occasione per stare insieme al dottore Miccichè, alla sua famiglia e farsi gli auguri di buon Natale. Miccichè ha anche spiegato ai presenti i motivi della sua scelta. Al via l'ufficialità della campagna elettorale con l'apertura del comitato elettorale. Franco, tanta gente, ti aspettavi questa cordialità, questo affetto da parte di tanti cittadini agrigentini? Sì, però così tanta no, così tanto consenso, tanto affetto, tanta stima. Sono emozionato, sono stanco, però appagato. È vero che la gente mi cerca, mi vuole bene, mi vuole salutare, ma anche gli sconosciuti. L'affetto è stato massimo ed è massimo, lo percepisco. Un consenso che cresce giorno dopo giorno da quando lei ha annunciato la sua candidatura? Sì, in effetti è vero, giorno dopo giorno per le strade, ovunque, nei supermercati, nei negozi, vengo fermato dalla gente, mi danno coraggio, mi danno consigli, e questo è quello che voglio, proprio i consigli per la nostra città. Ecco, sono tante le problematiche della città a cui lei sarà costretto ad affrontare e scegliere anche i consigli dei più vicini. Sì, le problematiche della città sono tante come tutte le altre città, non è una cosa nuova questa, la problematica dell'amministrazione è risaputa. Cercherò naturalmente di fare il meglio e di poter superare ancora tutte le difficoltà che fino adesso ci sono state. Ecco, lei metterà a frutto anche la sua esperienza di assessore, è stato lei assessore e fatto anche dei gesti di grande solidarietà. Sì, sono stato assessore, naturalmente un assessore non è un sindaco, ho vissuto 2 anni di difficoltà, di tanto amore per la città, ma nello stesso tempo di tanti impedimenti che la burocrazia purtroppo crea. Ecco, sarà questo anche un volano, un qualcosa che mi spingerà sicuramente a migliorare. È una giornata importante, certamente non solo per Franco Miccichè, ma anche per Agrigento, una candidatura che è a disposizione della città e che ha una sua finalizzazione, cercare di servire e recuperare il terreno perduto in questi anni e cercare di mettere al centro non l'interesse personale del candidato sindaco ma l'interesse per la città. Credo che Franco sia una persona adeguata, una persona di spessore, una persona che sul piano dell'impegno civile ha mostrato nel tempo di essere interessato a questa città. Non può che questa sua candidatura essere la prosecuzione di un ragionamento e di un discorso che a suo tempo in maniera disinteressata ha fatto per tutti noi. Io non mi aspettavo tutto questo consenso, tutta questa gente. Certamente il candidato ha fatto un richiamo enorme di gente. Era da tantissimi anni che non vedevo una candidatura che avesse un seguito così grosso e così enorme. Guardi, io non ho contato le persone, ma penso che almeno ci sono 5-6 mila persone oggi qua. Quindi sono ben felice perché il dottore Miccichè merita questo e altro.
Il consigliere comunale di Forza Italia di Agrigento, Giorgia Iacolino, insieme al gruppo politico di Salvatore Iacolino con Angelo La Rosa e Toto Parello, hanno organizzato un incontro augurale in occasione delle festività natalizie, occasione anche per un confronto sull'agenda politica e in particolare sulle prossime amministrative ad Agrigento. Sono intervenuti tra gli altri il senatore Renato Schifani, il capogruppo all'Assemblea regionale siciliana Tommaso Calderone e l'eurodeputato Giuseppe Milazzo. Seguiamo. Momento di auguri ma anche momento di bilanci, una famiglia che si è spesa tanto ultimamente per la politica. Abbiamo fatto bene con Giorgia per le europee recenti, siamo convinti che questa crescita possa essere consolidata da qui a qualche mese con le amministrative. C'è una squadra forte, coesa, stiamo componendo una lista significativa e importante per dare un sostegno ad una candidatura che vogliamo sia sviluppata nel segno della discontinuità. Abbiamo bisogno di una guida solida, di persone lungimiranti, delle energie migliori della città per fare in modo che realmente vi sia una crescita sostenibile e concreta da parte della città di Agrigento. Avete scelto il nome? Stiamo lavorando per trovare una soluzione unitaria, concreta, che dia la possibilità ai cittadini di scegliere finalmente una persona che faccia realmente gli interessi della città di Agrigento. Ora, momento di auguri ma anche momento di bilancio, un momento in cui Forza Italia ha bisogno anche di sostegno, stiamo vedendo che parecchi stanno andando via. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, anche di cambiare pensiero, noi siamo un partito liberale, mi auguro che queste scelte non siano dovute soltanto a fatti locali, magari al tentativo di mantenimento di nicchie di potere da parte di chi ha responsabilità nel partito, che anziché aprire cerca di chiudere per difendere l'esistente. Non è il caso degli amici Iacolino, che conosco da tempo e che sono titolari di un percorso in Europa e il papà e la figlia in Consiglio Comunale, però purtroppo devo dire che evidentemente il pericolo c'è, si registra e mi auguro fortemente che chi ha responsabilità sul territorio a livello locale o anche ad altro livello, non mi riferisco naturalmente a Gianfranco Miccichè, possa fare tesoro dell'esigenza di aprire le porte e fare in modo che il partito cresca anche dando dei ruoli a livello territoriale, perché più responsabilità si possono condividere, più cresce un partito per confrontarsi con gli alleati e con gli avversari. Sicilia però tiene Forza Italia? In Sicilia tiene, per fortuna teniamo, siamo qui per ribadirlo, abbiamo una forte storia, una forte tradizione di cultura dei valori, degli ideali. Berlusconi vuole molto bene alla Sicilia e quindi siamo qui per questo, ma non basta, dobbiamo guardare a livello nazionale evidentemente, perché quando si vota per il Parlamento europeo il voto è nazionale, non è regionale. Siamo qui all'Olide Park insieme ai tanti amici, tra cui il nostro onorevole Tommaso Calderone, capogruppo all'Ars, il nostro eurodeputato Giuseppe Milazzo e il presidente Schifani. A nome di Forza Italia vogliamo dare i nostri più cari auguri a tutta la città, nella speranza che il 2020 ci porti innanzitutto tanta salute e poi iniziamo la nostra campagna elettorale nella speranza che questa volta si possa scegliere un sindaco che abbia a cuore il bene della città e quindi tanti auguri, in bocca al lupo a tutti e tanta fortuna. Siamo molto soddisfatti perché siamo stati molto produttivi, abbiamo fatto tante cose per la Sicilia, da ultimo alcune leggi che sono importanti per la Sicilia. Il nostro gruppo è un gruppo molto coeso che sta cercando di fare bene. Chiaramente non è facile, però anche il governo regionale sta facendo bene e quindi siamo molto fiduciosi per il futuro. Primo bilancio di questa esperienza parlamentare europea, cosa ha fatto per la Sicilia? Ma il bilancio è positivo perché abbiamo fatto riprendere la strategia del corridoio scandinavo-mediterraneo che era sparita. Quando mi sono insediato in Commissione Infrastrutture e Trasporto e Turismo al Parlamento Europeo era sparito il famoso corridoio Berlino-Palermo. Ho incontrato il ministro di turno degli Stati membri dell'Unione Europea
e ho sollecitato la reimmissione in agenda del corridoio scandinavo-mediterraneo, che significherebbe, tradotto in poche parole, collegare la Sicilia al resto d'Europa, collegare la parte alta dell'Africa e del Mediterraneo strategicamente e commercialmente e turisticamente sotto il profilo, come dire, della rinascita del territorio del meridione con tutto il resto d'Europa. Ma abbiamo portato avanti anche la difesa del gambero rosso di Mazara del Vallo, ma abbiamo pensato anche alla pesca di tutta Italia, difendendo le nostre vongole italiane rispetto a quelle spagnole che rappresentano un interesse commerciale di non poco conto. Abbiamo anche portato avanti la nostra strategia sulla riscrittura della PAC in Europa, io sono anche in Commissione Agricoltura, abbiamo parlato del femminello di Siracusa, abbiamo parlato del malsecco, del fatto che chi ha il terreno incolto prende gli stessi contributi di chi lo coltiva, e noi vogliamo tutelare invece quegli agricoltori che quotidianamente lavorano per il rilancio del proprio prodotto e quindi del rilancio della Sicilia. A tutti voi, quindi da Giuseppe Milazzo e dal Parlamento Europeo, auguri di buon Natale e un felice anno nuovo. Incontro ad Agrigento organizzato da Vox Italia, il partito di Diego Fusaro, il filosofo dal motto valori di destra e idee di sinistra. Il direttore. Si è parlato di giovani e di filosofia ad Agrigento in un noto albergo cittadino alla presenza del filosofo Diego Fusaro, che ha anche presentato il nuovo partito Vox Italia, definito meglio come il primo partito ideologico dell'età post-ideologica, e raccoglierà i delusi dal fallimento giallo-verde e potrebbe essere il primo passo di riscossa sovranista. Il nostro motto, ha detto Fusaro, è valori di destra e idee di sinistra. Tanti gli esponenti agrigentini che hanno accolto con curiosità l'invito e hanno partecipato all'assemblea cittadina. Siamo ad Agrigento per la presentazione del mio ultimo libro Globalizzazione, la lotta di classe al tempo del populismo, edito da Rizzoli, e nell'occasione anche per il lancio del circolo di Vox Italia su Agrigento, il partito sovranista, populista e socialista recentemente nato, che anche ad Agrigento apre un suo circolo. Quindi uniamo il momento culturale a quello politico, perché uno dei fondamenti di Vox è proprio quello di fondarsi sulla cultura ed essere un partito culturale. Vi collocate dove nell'arco politico? Noi ci collochiamo al di là di destra e sinistra, o se preferisce insieme a destra e a sinistra. Abbiamo valori di destra e idee di sinistra, se vogliamo dire così. Abbiamo valori di destra come il senso della nazione, della patria, di Dio, e abbiamo idee di sinistra perché crediamo nel riscatto delle classi lavoratrici, nella solidarietà, nel socialismo e nell'idea essenzialmente di una solidarietà di individui liberi e uguali. Qual è l'obiettivo politico che vi proponete? L'obiettivo politico che ci proponiamo è anzitutto il pieno recupero della sovranità nazionale come base della democrazia e dei diritti, e quindi ciò si determina nell'uscita dall'Unione Europea, dalla Nato e da tutti gli organismi sovranazionali che limitano gli spazi concreti della democrazia. Concretamente c'è una discesa in campo fattiva anche alle prossime elezioni? Del partito Vox, dunque io sono l'ideologo, quindi non seguo direttamente i movimenti, auspico di sì. Una valutazione dell'attuale momento politico che stiamo vivendo in Italia? È un momento di riflusso dopo la positiva esperienza giallo-verde. La nuova esperienza giallo-fucsia segna, a mio giudizio, un arretramento, segna il trionfo del banco liberista, se vogliamo definirlo così, e quindi non è un buon momento. Come valuta questo movimento delle sardine? Lo ritengo un movimento conservativo, ad alto gradimento del potere, ed essenzialmente un movimento che nell'atto stesso con cui simula una contestazione radicale dell'ordine in realtà lo rinsalda e lo mantiene così com'è. Infatti non si parla mai di contraddizioni economiche, sociali, si parla solo di antifascismo, antipopulismo e così via. Questa ascesa della Lega? Questa discesa vorrà dire, perché mi pare che stiano calando nei sondaggi più recenti. Credo che questa discesa della Lega in termini di gradimento dipenda dal fatto che sta abbandonando il tema portante dell'uscita dall'Unione Europea, ha appoggiato in parte anche la possibile elezione di Mario Draghi, e quindi l'elettorato della Lega forse è un po' smarrito. Ci saranno contatti col PD? Noi siamo aperti a tutte le forze che si riconoscano
in alcuni punti salienti come il recupero della sovranità nazionale. Se il PD cambierà rotta, allo stato dell'arte è il partito più europeista che ci sia, quindi più lontano dall'obiettivo della sovranità nazionale, ma se cambierà rotta sarà un piacere poter dialogare anche con il PD. Questo partito è un partito giovanissimo, nato a settembre, grazie anche all'intervento di Diego Fusaro, che è l'ideologo di questo partito. Lui ha delle idee, praticamente valori di destra e idee di sinistra, quindi la promozione della famiglia, il valore della famiglia, il lavoro, tutte quelle problematiche e quei valori che sono stati persi dalla politica recente e che sussistevano 30-40 anni fa. In particolare anche un'idea innovativa in materia di Unione Europea, in particolare sull'euro, perché lui dice che non è un mezzo di pagamento ma è uno strumento di forza di un popolo rispetto agli altri. È davvero così. Noi stiamo crescendo. Ho ricevuto delle proposte di avvicinamento da parte della provincia di Palermo, di Trapani, Agrigento e Caltanissetta. In particolar modo Palermo. C'è entusiasmo, noi vogliamo crescere e vogliamo creare qualcosa di nuovo anche nella nostra provincia. Ci sarà una scesa in campo vostra per le prossime elezioni? Saremo insieme alla direzione nazionale se fare una lista tutta nostra per le elezioni comunali di Agrigento e l'eventuale candidato a sindaco, se ci sarà ovviamente appoggeremo qualcuno in maniera concorde. Fuori sulla scogliera della Scala dei Turchi c'è il servizio di Eternally Causi. Nei giorni scorsi, nel corso di un sopralluogo, abbiamo riscontrato una gravissima manomissione del banco marnoso della Scala dei Turchi, in territorio di Realmonte. Questa è la nuova agghiacciante segnalazione di Mare Amica Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo. Le immagini parlano. Una lunga serie di fori, paralleli e prossimi alla linea di intersezione tra le sabbie e la roccia sedimentaria, che costituisce la gradonata della Scala dei Turchi, proprio all'entrata del notissimo sito che è annoverato tra le più belle opere d'arte naturali del mondo, candidata ad essere patrimonio dell'intera umanità. Mare Amico spiega che si tratta di fori verticali, tutti uguali, del diametro di 3 cm e della profondità compresa fra 3 e 5 cm, lì a fare brutta mostra di sé. Uno scempio, sottolinea l'associazione ambientalista che prosegue. Immancabile e quasi scontata la domanda: chi è stato, per quale ragione è stato fatto tutto ciò? Non è altrettanto scontata la risposta. Nessuna autorità preposta alla tutela del bene sembra che abbia concesso alcuna autorizzazione. Scartando l'ipotesi di uno sfregio volontario, in un monumento di naturale inestimabile bellezza, dopo aver effettuato un attento esame ravvicinato dei fori, l'ipotesi più realistica è che si tratti di un prelievo di campioni per il carotaggio. Uno studio, una ricerca, un'analisi, motivi scientifici. Se così fosse, siamo al paradigma, sottolinea incredula l'associazione ambientalista, che la scienza può violentare e deturpare la natura e le sue bellezze. E ci viene da chiedere: ma perché proprio lì? Perché in quel modo? E poi ancora domande. Non si chiede il permesso da alcuno per deturpare un monumento naturale, non si avverte la necessità di ripristinare il sito. La verità, concludono, è che alla Scala dei Turchi nessuno controlla nulla e può accadere di tutto. I carabinieri di Siculiana e di Cattolica Eraclea hanno arrestato ai domiciliari un uomo di 62 anni di Siculiana, sorpreso nel corso di una perquisizione personale e domiciliare in possesso di 14 grammi di cocaina nascosti nel guscio della sorpresa di un ovetto di cioccolato. Sequestrati anche quasi 200 euro in contanti e alcune dosi di cocaina già confezionate in palline, un bilancino e bustine per il confezionamento. Bufera attorno alla decisione di annullare la messa natalizia per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, dopo i duri interventi, tra gli altri, del leader della Lega Salvini e del presidente della regione Musumeci. Oggi sulla vicenda lettera della preside dell'Istituto, Anna Gangarossa. Seguiamo. È con grande rammarico che apprendo che la decisione sofferta di annullare la messa natalizia sia diventata un fatto di cronaca nazionale e soprattutto sia stata strumentalizzata per ideologie politiche. La preside dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, Anna Gangarossa, affida ad una lunga lettera l'illustrazione dei motivi che hanno portato alla decisione di annullare la consueta messa natalizia per gli alunni della sua scuola, al centro in queste ore di numerosi interventi, dal leader della Lega Salvini, che parla di inaccettabile
inaccettabile sottomissione culturale e valoriale al presidente della regione siciliana Musumeci, secondo cui avere rispetto per le religioni degli altri non significa dover rinunciare alla nostra. La scuola, scrive la dirigente Gangarossa, ha sempre operato prestando la massima attenzione al volere di tutti i bambini, cercando di garantire il dovuto rispetto alle scelte di ciascuno, e cita alcuni esempi per far vivere alla maggior parte degli alunni momenti di religiosità all'interno della Basilica di Agrigento, quale la recente inaugurazione dell'anno scolastico, senza urtare mai la sensibilità della minoranza, per la quale sono state organizzate attività laboratoriali e uscite sul territorio come alternativa alla religione cattolica. In occasione delle festività natalizie, spiega ancora la Gangarossa, la scuola ha programmato attività curriculari ed extracurriculari legate alle tradizioni nazionali e locali, con allestimento di laboratori creativi, angoli dedicati alla natività, ai santini, alle novene, angoli che raffiguravano per i credenti i presepi viventi e per i non credenti la mostra di cibi e tradizioni culinarie. Lo stesso in prossimità del Natale, autorizzando la celebrazione in chiesa della messa e contemporaneamente la visita al Palazzo dei Filippini della città per visitare strumenti musicali del mondo, in modo da garantire a tutti gli alunni come trascorrere un'ora della giornata insieme ai loro docenti e al personale scolastico, cosa che, dice, non è bastata ad acquietare gli animi di quanti attaccano la scuola di essere discriminatoria e non accogliere la volontà della minoranza. Ho dunque ritenuto, prosegue ancora la preside Gangarossa, giusto e corretto per la scuola laica e pluralista di dover annullare la messa per il giorno fissato, proponendo che venisse spostata al sabato successivo, giorno di chiusura, garantendo tuttavia la presenza del dirigente del personale scolastico. Anche questa proposta non è stata accolta e così abbiamo mantenuto tutte le attività programmate a scuola, ad eccezione della celebrazione in chiesa. È stata una decisione sofferta per me e per il mio staff, ha detto la preside Gangarossa, nonostante abbiamo potuto contare fin da subito sul sostegno e sull'affetto di tanti. La dirigente conclude il suo sfogo chiedendo rispetto e messaggi natalizi di amore e di pace piuttosto che opinioni errate ed altamente offensive, scrive, del nostro operato. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Importante passo in avanti sul fronte dello sviluppo turistico per Porto Empedocle nel corso di un incontro organizzato dal presidente delle autorità portuali di sistema della Sicilia Occidentale Monti, alla presenza di una folta rappresentanza delle imprese del settore e di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. È stato firmato un protocollo d'intesa che porterà tra l'altro nel porto della cittadina marinara le navi Costa Crociere ed MSC. Presente all'incontro il sindaco Ida Carmina. Sindaco Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, ecco, buone notizie per il porto empedoclino. Fattivamente arrivano i primi risultati, avete firmato una convenzione per concedere i terminal. Sì, diciamo che più che firmarla noi l'ha firmata l'autorità portuale di sistema. Evidentemente tutto questo vede il nostro coinvolgimento sin dall'inizio, perché sin da quando si è insediata l'autorità portuale di sistema abbiamo avuto una prima riunione a Palermo, io ho perorato la causa di Porto Empedocle come approdo croceristico privilegiato. C'era anche una grande discussione per esempio con il porto di Termini Imerese che avrebbe voluto la stessa attenzione, e a seguito abbiamo avuto un grande rapporto proprio con il presidente Monti, il quale mi ha pubblicamente ringraziato e l'ha riconosciuto del nostro continuo costante rapporto e del fatto che stiamo cercando di avviare una politica portuale nuova per questa zona, per questa parte di Sicilia, perché in realtà Porto Empedocle è il porto principale della Sicilia sud-occidentale e quindi può essere di volano di sviluppo non soltanto dell'intera provincia di Agrigento, ma di tutta la parte occidentale della Sicilia, poiché finalmente perché è un momento di svolta, è una cosa importante. Noi già le crociere avevamo cominciato ad averle da quando appunto si è insediata l'autorità portuale con questo costante rapporto, ma adesso abbiamo attratto qui fra i più grandi gruppi
gruppi e imprese che fanno crociere, la MSC e la Costa Carnival. Pensate che la MSC nel 2019 ha avuto un fatturato di 2 miliardi e 500 milioni di euro. Si parla di un investimento in questi giorni di 645 milioni di euro per i nostri porti dell'autorità portuale di sistema. Già i lavori sono in atto e pensare che in così poco tempo quello che era il letargo lasciato dalle altre amministrazioni, che sempre parlavano di porto, di turismo, di rilancio, attenzione al porto, però nei fatti non hanno prodotto niente, noi così in poco tempo, con una collaborazione costante con il dottore Monti, che ce la riconosce, più volte ci ha lodato da questo punto di vista, stiamo portando avanti una politica portuale nuova e di vero effettivo rilancio. Già sono in atto le demolizioni dei vecchi ruderi presenti nella banchina est, diciamo, del porto. C'è in prospettiva la creazione di una banchina di attracco per le crociere, quindi oltre ai terminal si investirà in questo. Il dragaggio del porto e la realizzazione di questa banchina a ridosso un po' della Torre di Carlo V. Ciò consentirà che i turisti che dovessero venire saranno immediatamente, cioè potranno accedere immediatamente al centro della città. Inaugurata ad Agrigento la nuova sede dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Agrigento al Villaggio Mosè, al Viale Leonardo Sciascia. Vediamo. Ecco, un momento importante oggi, l'inaugurazione della nuova sede e anche addirittura l'acquisto. Sì, in realtà oggi è un momento importante per i consulenti del lavoro della provincia di Agrigento. Siamo riusciti ad acquistare questa sede grazie anche ai consigli precedenti che hanno fatto grande economia nei riguardi del consiglio provinciale, e quindi siamo riusciti ad acquistare questa sede. In realtà è un orgoglio di tutti i consulenti della provincia di Agrigento, anche perché il mio predecessore Giovanni Cumpo, la sede è stata presso il suo studio per circa 30 anni, e quindi con i risparmi siamo riusciti a ottenere questo. Ora arriverà la Presidente nazionale, e quindi mi auguro, per quanto riguarda che questa sede è una sede istituzionale, una sede di incontro per quanto riguarda i colleghi, una sede anche per le aziende nei momenti di conciliazione e per i dipendenti delle aziende. Quindi è una sede aperta a tutte le attività produttive della provincia. Quindi è utile, diciamo, anche non solo per i consulenti del lavoro, ma per chi vuole anche avere delle informazioni in generale. Sì, esattamente, noi abbiamo una banca dati, questa banca dati è messa a disposizione di tutti i colleghi consulenti del lavoro, nonché anche dell'azienda e dei dipendenti, quindi è una utilità per il territorio. Come consulente del lavoro, qual è il termometro della situazione lavorativa nella nostra provincia? Il termometro lavorativo è abbastanza critico, abbiamo una situazione di crisi delle aziende e quindi ci troviamo non tanto ad assumere oggi personale, ma ci troviamo a dover fare delle conciliazioni, dei licenziamenti sia individuali che collettive, quindi ci troviamo in un momento di crisi profonda da parte della provincia di Agrigento. La figura di una donna all'interno di un consiglio penso che incida parecchio, perché noi donne riusciamo a fare le cose in maniera molto organizzativa, a mettere impegno su tutto quello che facciamo. Devo dire che in questi ultimi anni la presenza delle donne nella categoria dei consulenti del lavoro cresce sempre più, infatti noi riceviamo richieste di iscrizione sempre più di donne che non di uomini, quindi diciamo che l'affermazione delle donne nella nostra categoria professionale cresce e questo inorgoglisce tutti noi perché riusciamo a dare il nostro contributo professionale
in maniera seria, impegnandoci sempre più, e quindi si notano che i giovani iniziano questo percorso perché credono in questa categoria, perché tutte queste iscrizioni ci fanno capire che anche le donne iniziano a percorrere un percorso professionale con tanto impegno e tanta grinta. Si è conclusa la Open Week degli studenti del liceo classico Empedocle di Agrigento, un fitto ciclo di incontri che ha permesso ai maturandi di conoscere e valutare il percorso universitario da intraprendere. Il direttore Arturo Cantella. Si è conclusa l'iniziativa denominata Open Week for Ateneum, svoltasi al liceo classico Empedocle da lunedì 16 a venerdì 20. Incontri finalizzati alla scelta dei futuri percorsi universitari e rivolto agli studenti delle ultime classi del liceo. Gli interventi hanno registrato la presenza dei rappresentanti di diverse realtà universitarie, sia isolane che nazionali, come l'Università di Parma, l'Accademia Belle Arti di Milano, l'Università di Palermo e di Agrigento, la LUMSA, la Cattolica, la Core di Enna e tanti rappresentanti delle Forze Armate e dei collegi professionali, come l'Ordine dei commercialisti, degli ingegneri e dei medici. Sì, noi siamo veramente interessati, abbiamo questo protocollo d'intesa che parte da un accordo tra MIUR e Fenomiceo Nazionale, Ordine Nazionale, proprio nel promuovere questo progetto sperimentale fino a un certo punto, perché c'è stata qualche esperienza precedente, formativo per quanto riguarda i giovani che sono interessati a avere acquisire maggiore competenza in ambito biologico, proprio che sia propedeutica negli ultimi triennio a formare dei giovani che abbiano così un interesse verso le materie scientifiche e mediche in particolare, proprio per poter dare un contributo formativo che metta direttamente, quasi in contatto con l'università, dando anche un contributo alle famiglie, perché cerchiamo di dare una formazione specifica che possa essere utile, evitando quelle spese che possono essere necessarie, che le famiglie affrontano per formare i giovani che hanno l'intenzione di accedere alla facoltà di medicina. E questo è un contributo che noi cerchiamo con grande impegno, con grande disponibilità, ma con grande entusiasmo, devo dire, per i giovani che abbiamo visto che sono molto motivati in questo senso. Si può organizzare questo progetto che consiste in 150 ore nel triennio di lezioni, nell'ultimo triennio, che interessano diverse branche, dalla dermatologia alla ematologia alla ortopedia, dove i nostri iscritti terranno delle lezioni che vanno sempre dalle ore 13 alle ore 14:15 per 20 ore per ogni unità didattica, e che verranno poi a fine trimestre verificate con un test che verrà inviato direttamente dal MIUR, e lì si vedranno poi con i testi corretti e verifica dell'apprendimento. È importante dando un risparmio, non frequentando corsi a pagamento, e poi perché verrà tenuto da persone sicuramente all'altezza della situazione. Nella precisione ho illustrato l'offerta formativa del corso di lettere triennale dell'Università di Palermo. Trovo molto bello che le scuole aprano all'università, e quindi in questa settimana in cui il liceo Empedocle ha accolto colleghi da varie università per far presentare appunto i corsi di laurea, la trovo una iniziativa veramente meritoria, soprattutto in questo periodo dell'anno. I ragazzi hanno risposto bene, naturalmente, come è ovvio, ci sono alcuni molto più interessati e altri meno, però io credo che sia importante che prima di fare la scelta degli studi universitari siano appunto così convinti di quello che andranno a fare, anche perché lo conoscono, quindi mi sembra un'ottima iniziativa, sì, senz'altro.
Oggi si conclude l'Open Week for Ateneum, possiamo tirare le somme di una programmazione e di un sistema educativo integrato tra scuola e territorio, nel rispetto dell'unicità di tutti i nostri studenti e nello sviluppo di un potenziale di uno studente unico e nel rispetto della sua identità. Questa settimana ha visto numerosi docenti di diversi atenei che hanno presentato le diverse offerte formative. È stata un'occasione unica per il liceo classico e per tutti i ragazzi coinvolti del quinto anno. Possiamo ritenerci soddisfatti e dobbiamo ringraziare il dirigente scolastico, la collaborazione di tutti i nostri studenti che hanno collaborato al pieno nella riuscita appunto della settimana dell'Open Week. I ragazzi come hanno preso l'iniziativa? I ragazzi sono stati protagonisti, i ragazzi hanno contribuito appieno alla realizzazione della settimana di orientamento, proprio perché noi crediamo in un istituto che orienta nelle scelte educative, che orienta soprattutto nella scelta universitaria e nell'inserimento del mondo del lavoro, grazie anche alla collaborazione dei diversi ordini professionali, dall'ordine dei medici, l'ordine dei farmacisti, degli ingegneri e dei commercialisti. A Ribera è in corso la Sagra dell'Arancia Riberella DOP, teatro della manifestazione e la piazza centrale del paese. In calendario diversi momenti di degustazione e spettacolo. Il servizio. Ieri a Ribera, la prima sera della Sagra dell'Arancia, l'appuntamento dedicato alla promozione del prodotto che si identifica con un intero territorio. Come abbiamo detto più volte, noi puntiamo fortemente su questa manifestazione, per quello che rappresenta per le nostre aziende, per la nostra economia e per quello vogliamo che rappresenti anche per i 14 paesi che fanno testa al territorio di produzione dell'arancia DOP di Ribera. Per cui è normale, quest'anno abbiamo corso contro il tempo, però siamo riusciti a tirare su un programma ambizioso. Cercheremo appunto di continuare l'impegno dell'anno scorso, cercando anche alla prossima amministrazione di lasciare qualcosa di tangibile, di concreto su cui lavorare e su cui migliorarsi. Gli show cooking hanno catalizzato l'attenzione principale. Poi l'arancia è un prodotto fantastico della nostra terra che si può utilizzare sia col dolce che con il salato. In questi giorni infatti l'abbiamo utilizzata per fare, io ho fatto una tartare di gambero rosso, abbiamo fatto un sushi alla siciliana con della maionese di gambero, ci saranno dei dessert al gambero, quindi l'arancia è proprio un prodotto che si può utilizzare, versatile, va ovunque. E poi l'arancia è sempre stata nella gastronomia siciliana, magari non riconosciuta. Tipo le salate alla beccafica c'è il succo d'arancia, la famosa canarda all'orange, famosa francese all'orange, no? Quindi diciamo ci è voluto un po' di tempo prima di far passare questo messaggio. Perché molti non hanno messo allora arancia spesso si fraintende la rossa che è sull'aspra, quella va benissimo per le spremute, le antocianine, perché c'è il rosso eccetera, ma l'arancia di Ribera ha una qualità particolare che si scioglie in bocca, non ha semi. Io ci faccio la pizza per esempio con tutta la buccia. Lavorare con l'arancia è molto bello perché la riscopri in tanti modi, dal piatto al cocktail alla pasticceria soprattutto. In questa sagra abbiamo cercato di puntare molto sul discorso di gourmet. Abbiamo cercato di sfruttare l'arancia in una certa maniera, se infatti chi viene ha la fortuna di venire al Villaggio del Gusto lo può trovare in tante maniere. Abbiamo fatto un giro del mondo, abbiamo il sushi all'arancia, abbiamo l'hamburger all'arancia, abbiamo il couscous all'arancia, abbiamo dei prodotti tipici. Arancia in tutte le salse. In tutte le salse abbiamo cercato di fare tutto. Si continua stasera e domani tra Piazza Duomo e il centro di aggregazione giovanile. Dottore Pesciuto, un consorzio di tutela che è in salute? Sì, sicuramente lo è l'arancia di Ribera. Quello di riflesso. Sì, di riflesso. Il consorzio sostiene questo prodotto ormai dal 1994, quindi abbiamo compiuto già 25 anni. Certamente il consorzio è stato l'ideatore del marchio, prima Riberella poi della DOP, sia il marchio Riberella che la DOP sono stati certamente gli elementi che hanno prodotto questo successo a livello ormai europeo. E ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco per le altre notizie.
Iniziativa culturale all'Accademia delle Belle Arti di Agrigento. Il giornalista Diego Romeo, nel corso dell'evento Agrigento Segreta, ha presentato i suoi 3 film: Passione secondo Agrigento, Giacinto Piranfelberg e Domenico Modugno, Concerto per matti. Seguiamo. Un incontro culturale, il regista Diego Romeo qui all'Accademia Belle Arti Michelangelo, dove proporrai alcune tue opere, fra cui anche un inedito su Modugno. Ma io ringrazio innanzitutto Alfredo Prato, l'Accademia e Beniamino Biondi, che hanno avuto la sensibilità di recuperare, ecco, diciamo, questi film che ormai sono un po' datati, una ventina d'anni, però ci fanno ricordare che dei fatti che sono accaduti in questa nostra città dei templi e degli agrigentini, evidentemente. Io vorrei far notare come Passione secondo Agrigento, per esempio, è tratta dalle poesie di Mario Luzzi, un accompagnamento sonoro con gli attori recitato dagli attori del Piccolo Teatro Pirandelliano, mentre invece Giacinto Piranfelberg diventa un'opera che rappresentò l'Italia nel 1980 nella prima rassegna internazionale sotto il segno dell'intolleranza. È un film a cui sono molto affezionato, anche perché il protagonista, che era un matto, un oligofrenico uscito dal manicomio, nel film muore, o almeno io lo facevo morire, però poi dopo, un mese e mezzo dopo, fu trovato agonizzante in un vagone della stazione ferroviaria di Palermo, quasi a sottolineare che l'intolleranza evidentemente ancora c'è, ancora esiste, e contro la quale dobbiamo combattere. Un cenno su Modugno? Mentre invece il concerto di Modugno è, diciamo, un inedito, anche perché racconta la vicenda del famoso scandalo psichiatrico. Modugno si impossessò politicamente di questa vicenda, venne qui ad Agrigento e per i ricoverati del manicomio organizzò addirittura, regalò un concerto, un grande concerto. E questo è raccolto appunto in questo film di 20 minuti che ho realizzato. Il talento di Diego Romeo come giornalista probabilmente nel corso degli anni nascosto la sua attività come autore cinematografico, attività che ha origini antiche. Sin dal 1979 Diego ha realizzato un film secondo me straordinario dal titolo Informazioni sensoriali, e da lì in poi ha proseguito con una sua carriera che in qualche modo questa sera trova anche una sua sintesi di rappresentazione, soprattutto attraverso il cortometraggio Passione secondo Agrigento, un lavoro che, rubando dei momenti autentici di vita agrigentina, racconta una sorta di controstoria della città in un racconto che ha delle punte drammatiche e pensose e che, utilizzando alcuni simboli della storia antica e meno antica di Agrigento, faccio riferimento alla frana del 66, al crollo dei palazzi Crea, al viale, racconta anche una sorta di smottamento morale della stessa città. Quindi è un racconto per metafore, ma è un racconto che contiene anche delle sottotracce simboliche estremamente profonde che credo possano servire anche ad interpretare il nostro presente e a porci delle domande sul futuro di Agrigento. Quindi un racconto in qualche modo antico, ancorato alla storia del centro storico e della città di Agrigento, soprattutto per quanto riguarda le fasce più umili e deboli della popolazione, ma che credo sappia restituirci anche un'immagine significativa della nostra contemporaneità. Le iniziative di Natale, messa e scambio di auguri al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Palermo. C'è il servizio. Ecco perché il Papa Francesco... Per 23 anni è stato cappellano del carcere di Secondigliano a Napoli. Da tempo poi segue progetti umanitari in Burundi, nel cuore dell'Africa. Esperienze lontane da un punto di vista geografico, ma con un unico e preciso obiettivo: occuparsi degli ultimi. Don Raffaele Grimaldi è l'ispettore generale dei cappellani degli istituti penitenziari italiani. Al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Palermo ha celebrato una messa di preparazione al Santo Natale. Penso che la mia presenza qui è proprio per incoraggiare il lavoro di tutti, quindi il lavoro di coloro che operano all'interno delle carceri, in diversi uffici. Io sono venuto qui veramente con grande piacere perché sono l'ispettore generale dei cappellani delle carceri, però sono molto vicino alla polizia penitenziaria, a tutti gli ambienti dove si lavora in modo particolare per le nostre strutture penitenziarie.
L'augurio che posso dare non soltanto a voi che state qui oggi e l'augurio a tutti è quello di accogliere quel Gesù che nasce per dare a ciascuno di noi forza, speranza e coraggio per costruire la civiltà dell'amore. Alla celebrazione eucaristica voluta dal provveditore regionale della Sicilia, Cinzia Calandrino, hanno partecipato i dirigenti degli uffici del PRAP, degli istituti penitenziari Pagliarello e Ucciardone con i rispettivi comandanti di reparto, il personale civile dell'amministrazione ed una rappresentanza dell'ANPE, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria. A conclusione, il provveditore ha augurato a tutti un buon Natale e un proficuo anno nuovo, ringraziando il personale per il lavoro svolto. E soprattutto un momento, diciamo, per portare lo spirito del Natale, che è quello della condivisione, dell'aiuto reciproco tra tutti i colleghi per andare avanti, diciamo, fare andare avanti nel migliore dei modi questa complessa macchina, diciamo, penitenziaria. È un momento di riflessione assolutamente importante per tutti, credenti e non credenti, e ringrazio Don Raffaele che ha voluto onorarci e farci questo grande regalo. C'è aria di festa in via Atenea. Con questo slogan, nel pomeriggio di oggi in piazza Purgatorio, 40 elementi tra attori, musicisti e cantori della città offriranno, come qualche anno addietro, una novella tradizionale agli agrigentini e ai visitatori. Il momento di spettacolo, gratuito da parte di tutti gli artisti, intende lanciare un messaggio natalizio di serenità, fiducia e speranza alla città che, sottolineano, amiamo follemente. E altra iniziativa in programma oggi al centro storico di Agrigento. In via San Girolamo è in programma la 10ª edizione del Festival delle Novene. In programma anche degustazioni di tuma e ricotta preparate sul posto. Numerosi visitatori alla mostra di strumenti musicali organizzata dall'associazione Dietro le Quinte, in corso di svolgimento al Palazzo dei Filippini di via Atenea ad Agrigento. Sara Gallo. Durante la settimana che precede il Natale, l'associazione Dietro le Quinte ha organizzato al Collegio dei Filippini di Agrigento un evento unico nel suo genere. La mostra incontra lo strumento musicale. Un'esposizione che dà la possibilità a grandi e piccoli di poter viaggiare per il mondo attraverso la visione e l'ascolto di circa 450 strumenti, tutti facenti parte della collezione privata di Claudio Crescenzo, il fondatore dell'associazione culturale Gergent. Una mostra dello strumento musicale Claudio Crescenzo, una collezione privata che contiene più di 450 strumenti provenienti da tutto il mondo, provenienti dal Sud America, dall'Asia, dall'Oceania, strumenti che in genere i nostri ragazzi non conoscono, che non hanno mai visto e che hanno oggi appunto l'opportunità di vedere e anche toccare con mano, e naturalmente anche tramite due musicisti della nostra associazione culturale poter anche sentire i loro suoni. È una mostra di un altissimo valore culturale che abbiamo voluto portare nuovamente qua ad Agrigento, mancava da più di 5 anni e che speriamo di poter ripetere in futuro. Abbiamo avuto diverse scuole che sono venute a vederla appunto e speriamo di aver dato un grande contributo alla città e speriamo appunto di continuare in questa maniera. E siamo allo sport, occupiamoci di calcio con il servizio di Carmelo Lentini sull'ultimo turno di andata di eccellenza e di promozione, ma anche su una iniziativa di solidarietà che vedrà impegnati lunedì i giocatori dell'Akragas. Seguiamo. Si gioca l'ultima gara del girone di andata del campionato di eccellenza Girone A, con l'Akragas che si appresta a completare il suo percorso fuori casa sul campo del CUS universitario di Palermo contro il del Don Carlo Misilmeri. Una gara che presenta molte insidie e che dovrà essere affrontata con la mentalità giusta ed una grande concentrazione. Per questa sfida saranno assenti il difensore Alfonso Cipolla e l'attaccante Giovanni Biondo, entrambi appiedati dal giudice sportivo.
Ma è notizia di queste ultime ore dell'arrivo in biancazzurro del giovane centrocampista Giovanni Giarrusso. Classe 98, proviene dalla San Cataldese, ma per lui si tratta di un ritorno avendo fatto parte della Beretta Caragantina nella stagione 2016-17. Il ragazzo, palermitano di nascita, è a disposizione del tecnico Totovullo e farà parte della rosa che domenica pomeriggio affronterà il Don Carlo Miselmeri. Questa gara è stata affidata a Maxim Frasiniak della sezione di Gallarate. Suoi assistenti saranno Davide Di Dio di Caltanissetta e Francesco Conti di Enna. Allora, mister, una partita difficile questa con il Don Carlo Miselmere, una partita, tra l'altro una squadra formata da giocatori di categoria e molto grindosi. Sì, abbiamo avuto delle informazioni su questa squadra, è una squadra che negli ultimi anni si è sempre comportata molto bene, è una squadra che non ha grandissime velleità, però ha sempre una continuità di rendimento, una squadra che gioca, gli gradisce giocare a calcio. Quindi è una squadra sicuramente difficile da incontrare in questo momento particolare, quindi l'ultima partita di campionato per noi dovrebbe essere la chiusura che vogliamo, ma anche loro. E quindi tutta la settimana ci siamo concentrati e abbiamo cercato di analizzare alcune situazioni di gioco loro per vedere come poter fare al meglio la nostra gara. La squadra si è preparata bene, visto che fino a oggi, anche stamattina la squadra è nella giusta tensione, nella giusta preparazione, quindi noi ce la mettiamo sempre tutta, l'abbiamo sempre dichiarato e continueremo a farlo, però ci sono sempre anche gli avversari, quindi il rispetto sempre all'avversario va portato, perché sennò perdiamo di vista quelli che possono essere gli obiettivi nostri e degli altri. Quanto può influire l'assenza di Biondo e di Cipolla? Sono due giocatori che hanno sempre giocato, quindi sono giocatori importanti, ma non per questo noi ci dobbiamo fasciare la testa. Ci sono altri ragazzi che giocheranno al posto loro, si metteranno in mostra e sicuramente io credo che possono fare una prestazione importante anche loro, quindi io sono sempre fiducioso per quanto riguarda l'esito dei giocatori che sostituiscono compagni. Tatticamente e tecnicamente che partita ti aspetti? Aspetto una partita tosta, come quella che abbiamo trovato a Palermo, perché per svariati motivi che ci possono essere anche di vicinanza nei confronti della squadra che è prima in classifica, quindi ritengo che questi faranno una partita importante, almeno cercheranno di farla nel rettangolo di gioco, nel rispetto della regola, mi auguro sempre, e quindi tatticamente non mi aspetto particolarità. Loro sono una squadra che gradisce giocare e sono abbastanza manovrieri, e quindi anche noi mi auguro che il tempo ci dia una mano anche domani, nel senso che ci sia una buona giornata, perché si prevede vento forte e pioggia, e quindi da quel punto di vista potrebbero saltare tutti gli schemi e tutte le preparazioni che abbiamo fatto. Perciò tutto dipende anche da questo, però noi siamo pronti a tutto. Le vostre vittorie contro Geraci e Dattilo quale messaggio hanno lanciato al campionato? Hanno lanciato un messaggio che il campionato è aperto per tutti, e quindi non solo per noi e il Dattilo, ma anche per quelle che stanno rincorrendo dietro, non ci dimentichiamo di Canicattini, non ci dimentichiamo di San Cataldese, quindi sono tutte squadre che stanno crescendo, e siccome noi abbiamo fatto rallentare la vetta, anche loro sono venuti avanti, quindi ritengo che ci debba essere il massimo rispetto per le prime 5-6 squadre, perciò dobbiamo stare attenti sia davanti. Samu La Rocca, domani la sfida contro il Don Carlo Miselmeri, che hai affrontato lo scorso anno in promozione. Che gara ti aspetti, che avversario ti aspetti domani? Mi aspetto un avversario tosto, più che altro perché l'anno scorso è stata dura, abbiamo avuto qualche battibecco e sarà una guerra anche per chiudere l'anno in bellezza e stare sempre vicino alla capolista. Come l'avete preparata questa partita? Ma come ogni settimana, ogni partita diciamo che è una guerra, quindi ogni settimana la prepariamo sempre per vincere. Cosa temi del Miselmeri? Non temo nulla, noi dobbiamo cercare di vincere e basta, quindi diciamo che abbiamo questa mentalità, noi siamo l'Agragas, quindi non possiamo sbagliare nulla. Ultimamente sei stato impiegato in maniera diversa dalle tue caratteristiche, come ti trovi? No, diciamo che mi trovo molto bene perché anche il mister mi dà molta fiducia e di questo ne apprezzo molto, anche i miei compagni mi stanno facendo sentire un elemento importante della squadra e di questo ne sono felice, infatti il mister lo ringrazio
moltissimo per la fiducia che mi sta dando e cerco di ripagarlo nel meglio possibile. Il vostro morale è alle stelle dopo la vittoria contro il Dattilo e prima contro il Geraci, che di fatto ha riaperto il campionato. Sì, noi siamo molto felici moralmente, infatti questo ci può dare anche forza e dobbiamo cercare assolutamente di chiudere quindi quest'anno con l'ultima vittoria e poi pensare a tutte le gare per il ritorno. Quest'ultimo turno del girone di andata del campionato di eccellenza Girone A vede il Dattilo favorito a tagliare per primo il nastro e diventare campione d'inferno. La compagine trapanese infatti affronta tra le mura amiche anche una Cefaledium in piena crisi. Non si dimentichi che in semifinale di Coppa Italia recentemente la squadra di Cefalù non si è presentata a San Cataldo, dando vita ad una crisi di difficile soluzione. Torno a giocare in casa il Canicattì, che affronta l'Alba Alcamo, mentre si rinnova lo scontro tra San Cataldese e Pro Favara al Valentino Mazzola. Da tenere sott'occhio la gara tra Mazzara e Geraci, con quest'ultima che sta scivolando lentamente dall'alta classifica. Gara nel segno dell'incertezza tra Castellammare e Cus Palermo. Infine, lo Sporting Pallone sarà ospite dell'Oratorio Marinero. E concludiamo con una notizia di Acragas. Lunedì prossimo 23 dicembre alle ore 16:30 i calciatori dell'Acragas, lo staff tecnico e alcuni dirigenti faranno visita al reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per la tradizionale visita natalizia ai piccoli ospiti ricoverati per portare loro un sorriso, oltre che un sacco pieno di doni nella speranza di regalare un Natale un po' più dolce a chi non avrà la possibilità di viverlo in famiglia. I giocattoli sono stati messi a disposizione dal negozio Gruppo Pelonero di Agrigento, che il presidente dell'Acragas Giovanni Castronovo ringrazia di cuore per il nobile gesto. Ad accompagnare i giganti nella loro visita ai piccoli degenti del reparto di pediatria sarà il primario dottor Giuseppe Gramaglia e il suo staff, splendidi ed infaticabili padroni di casa che anche nel periodo natalizio continuano senza sosta ad accudire i giovanissimi pazienti. Anche nel torneo di promozione Girone A si gioca l'ultima gara di andata, con le agrigentine in lotta per la prima posizione. Casteltermine ed Unitas Sciacca vanno avanti a son di vittorie ed il distacco è sempre di appena un punto. Un campionato incerto ed esaltante che sta mobilitando le tifoserie di entrambi i club, che pregustano un girone di ritorno all'insegna del duello a distanza. In questo turno c'è incertezza per chi taglierà per primo il traguardo e diventare campione d'inferno. Il Casteltermine sarà di scena all'Ascari contro una squadra ostica e dura a morire, mentre l'Unitas Sciacca giocherà in casa con il Città di Casteldaccia. A Raffadali, infine, campo neutro, è in programma un derby tutto agrigentino, Empedoclina Gattopardo, gara dall'esito incerto che richiamerà i tifosi di entrambe le fazioni sugli spalti. Infine l'agrigentina Camarat ospiterà il Villabate. Obiettivo: vittoria per risalire la china. È tutto, TV Notizia termina qui. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana.